Allora, l'edizione del Capodanno de Sos Poetas 2015 ha al centro il tema dantesco. Il tema dantesco che è stato sviluppato nel corso delle anteprime nel mese di luglio e agosto, con uno sguardo sulla fortuna di Dante all'estero e anche con un commento da parte di una grande poetessa come Antonella Nedda all'ottavo canto del Purgatorio. E il tema poi è centrale anche nel festival, in quanto nel momento più importante, alle 6:30 del pomeriggio di 3 giorni, abbiamo appunto il laboratorio dei ragazzi, laboratorio che coinvolge anche tutto il paese, curato da Roberto Magnani, appunto sulle 3 cantiche della Divina Commedia. E diciamo che intorno a questo ha ruotato poi il resto del festival, che naturalmente conserva anche le sue caratteristiche tradizionali, il rapporto con il meglio della poesia italiana. E quest'anno in qualche modo siamo stati particolarmente fortunati, forse perché Franco Buffoni, pochi giorni prima di venire al Festival di Seneghe, ha vinto il premio Viareggio Repaci per il suo ultimo volume di versi, e Aldo Nove, un altro ospite importante, ha vinto il premio Cesare Pavese sempre per la poesia. Oltre alla poesia, diciamo, a una rassegna del meglio della poesia italiana a cui riusciamo ad arrivare con i nostri mezzi, abbiamo anche naturalmente uno sguardo sempre attento a quello che succede in Sardegna. Quest'anno abbiamo 2 poetesse importanti come Valentina Neri, Savina Dolores Massa, che oltre ad essere conosciuta come narratrice ha anche una produzione di versi di poesia molto significativa. Poi naturalmente abbiamo i momenti di spettacolo dopo cena, e quest'anno abbiamo Monica De Muru con la sua interpretazione di Bellas Mariposas. Abbiamo poi la fortuna di avere come ospite anche Nicoletta Braschi, che ha accettato di venire a Seneghe per parlare delle sue esperienze di lettrice. Sarà un incontro molto importante. Ci sono infine delle attività importanti come quelle del racconto della buonanotte, che quest'anno sono curati da un gruppo di giovani di Seneghe che organizza nel corso dell'estate un festival. Il gruppo di giovani che hanno un'associazione che si chiama Alter Events Crew, che insieme a Lea Tommasi del Premio Tenco appunto hanno fatto un programma molto interessante di musica e di musica contemporanea, con la presenza di un chitarrista come Paolo Spaccamonti, la presenza dei Camillas e poi Dulcis in Fundo, un'iniziativa che ci rende molto orgogliosi. I ragazzi di Seneghe, i vari gruppi che suonano, hanno deciso di interpretare a loro modo Dante, e il festival finirà proprio con una interpretazione rock, non so bene neanche con quali chiavi leggeranno e interpreteranno Dante questi giovani che hanno le band giovanili seneghesi. Infine vorrei citare un'iniziativa che verrà annunciata nel corso del festival e poi realizzata nel corso dell'autunno, che consiste in un laboratorio di poesia portato d'accordo con una cooperativa sociale, la cooperativa sociale CTR, un laboratorio proposto appunto ai pazienti delle case famiglie, un laboratorio che sarà curato da una delle migliori poetesse italiane, Livia Chandra Candiani, che sarà appunto un'esperienza significativa per il nostro festival.